59 anni di storia per una manifestazione, la Piccola Sanremo, che anche quest'anno con più di 180 atleti iscritti Under 23 per più di 150 km di gara tra i territori di Sovizzo, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina e Creazzo, in una parte straordinaria e paesaggisticamente bellissima del territorio vicentino, si conferma un vero punto di riferimento. Un piacere oggi presentarla qui nel Consiglio regionale del Veneto, una grande manifestazione, un grande messaggio di sport e di gioventù che come Regione sosteniamo con grande convinzione. Un'opportunità importante per la Federazione e per l'Unione Ciclistica Sovizzo quest'oggi all'interno del Palazzo della Regione per presentare una competizione che è la storia un po' del ciclismo della nostra Regione, una manifestazione che è cresciuta nel tempo, che si è ricavata uno spazio importante dal punto di vista agonistico, ma all'insieme di tutto questo ritroviamo e ricerchiamo anche le bellezze del territorio che arricchiscono sotto l'aspetto paesaggistico Sovizzo e dintorni. Il 20 settembre si sta avvicinando e la 59esima edizione della Piccola Sanremo è ormai imminente. Noi come appunto UCI Sovizzo abbiamo lavorato un anno per preparare la gara, ormai ci siamo, grazie anche all'amico Jacopo Maltauro che ci ha ospitato oggi in Regione, siamo appunto qui a presentare la nostra gara ormai che è entrata nella storia del ciclismo dilettantistico, direi internazionale, che ha ospitato negli anni, che ha avuto tra le proprie fila corridori che poi sono diventati professionisti di fama, e quindi la Piccola Sanremo è entrata a far parte proprio della storia del ciclismo. È una gara che è un vero e proprio trampolino di lancio per quello che poi potrà essere il mondo a cui tutti questi ragazzi aspirano, cioè quel mondo del professionismo. 59 edizioni con tante squadre, tanti ragazzi che hanno corso, ma soprattutto tanto lavoro da parte di tutta quella che dico la mia squadra, i miei ragazzi del direttivo, i miei vicepresidenti, i soci, ma soprattutto i volontari. Se pensiamo che nel giorno della gara ci sono nel percorso più di 100 persone, capiamo quale importanza abbiano tutti i volontari che ci danno una mano, tutte le forze dell'ordine, la protezione civile, gli alpini, la Proloco, cioè veramente c'è tutto un mondo dietro che rende possibile la Piccola Sanremo. Chiaramente poi, come spesso si dice, c'è anche l'aspetto economico, e quindi un ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor, che sono più di 80, che ci danno appunto la possibilità di poter fare questa manifestazione, le amministrazioni comunali, in testa quella di Sovizzo, la Regione Veneto, la provincia. Ecco, quindi un grazie a tutti e ci vediamo il 20 settembre nelle strade della Piccola Sanremo.